vittoria per l'Accademia Trapani che continua il momento positivo, successo sul Don Carlo Misilmeri 0-1, un giudizio da parte del tecnico Alberto Moroso. Credo che abbiamo incontrato una delle squadre più competitive del campionato, anche se magari la classifica potrebbe dire una cosa diversa. Ripeto, per me è una delle squadre migliori in assoluto come impianto, come uomini, quindi è stato una grande soddisfazione venire a vincere qua. Una partita difficile, lo sapevamo, qui sapevamo il valore dell'avversario, anche se magari aveva alcune assenze, così come magari l'abbiamo pure noi, però non sto qua a parlare degli assenti, parlo di quelli che c'erano in campo e credo che i miei ragazzi hanno per l'ennesima volta buttato il cuore oltre l'ostacolo. Tra l'altro, ripeto, è veramente una grande prestazione. Le partite si vincono anche in questo modo, soffrendo, cercando di rimanere sempre in partita, cercando di interpretare sempre il copione nel migliore dei modi. Ci siamo riusciti abbastanza bene. Mister, l'altra volta parlavamo dopo la vittoria in campionato contro il Cefalù, adesso le rifaccio la stessa domanda. I playoff sono distanti solamente 3 punti, rappresentati proprio dal Don Carlo Misilmeri, ci credete? No, noi crediamo a fare sempre il massimo di partita in partita, mancano 4 gare, quindi sappiamo che è una grossa responsabilità per noi. Ripeto, io devo fare un grosso applauso perché i ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie, quindi io credo che così come avevo chiesto di impattare la partita in un determinato modo, di avere sempre quella fame necessaria che poi ci consente poi negli ultimi minuti di resistere anche a quelle che erano le scorribande della squadra di casa, che naturalmente cercava il gol del pareggio. E ripeto, aveva delle grosse individualità, delle grosse come dire, qualità di gioco. Noi avevamo oggi qualcosa che dovevamo portare a casa, che non era soltanto il risultato, ma fare una grande prestazione. Ci tengo a precisarlo per un ragazzo scomparso che è un grande amico nostro, amico della squadra, perché è amico del nostro Sergio Mario Secan, quindi prematuramente scomparso l'altro ieri, venerdì. Quindi volevamo fare una grande vittoria per me, per dedicargliela a questo ragazzo Ramin, e credo che la cosa più importante sia stata questa oggi, oltre al fatto di aver conquistato l'intera posta, però di aver dedicato una grande partita a un ragazzo che è davvero sfortunato, non c'è più. In questo campo, in campionato, soltanto lo Shakhtar è riuscito a vincere contro il Misilmeri, voi siete la seconda squadra. Quanto è importante anche dal punto di vista prettamente psicologico? No, è importantissimo perché questo ci dà la misura del fatto che giocando in un determinato modo gli avversari, abbiamo incontrato tutti gli avversari naturalmente quando sono io alla guida della squadra, quindi diciamo che poche squadre giocando in questo modo ci hanno messo in difficoltà, ripeto, ma sono squadre di grande caratura. Per me Don Carlo in assoluto, l'ho detto all'andata, lo ripeto, è una grossa squadra, quindi venire a vincere qua dove ha vinto, come ha detto lei, naturalmente solamente lo Sciacca è una grande soddisfazione, un motivo d'orgoglio. Ripeto, poi alla sua domanda, se i playoff a noi ci interessa che oggi abbiamo suggerato molto probabilmente la permanenza nella categoria. Non guardate ancora la classifica, la guarderò sempre a fine campionato, quindi non ci fa piacere che di partita in partita miglioriamo e che riusciamo a mettere un tassello in più in questa classifica, che è poi il nostro metodo di valutazione su quello che sono le nostre qualità, il nostro modo di stare in campo, il nostro modo di essere squadra. E durante la settimana noi ragazzi lo dimostrano, ed è per un allenatore credo che sia la cosa più importante e la soddisfazione più grande. Prossima gara contro il Castellammare. È un derby, per noi è una partita importante, naturalmente, ripeto, ci prepariamo, intanto ci godiamo questa partita, poi da martedì abbiamo già la testa domenica prossima, cercando di ottenere sempre il massimo di quelle che sono per le nostre, come dire, capacità, che in questo momento, ripeto, dal punto di vista mentale, tecnico, tattico, fisico, credo che la squadra stia avendo una grossa crescita, quindi dobbiamo continuare su questa strada sicuramente.